Allora molti gli dice agli industriali che piangono e dicono ma no, stanno facendo qualche leggera modifica, un pelo per far finta che ci sia una trattativa aperta. E molti gli dice, oh cari industriali, fino a 3 mesi fa voi non pensavate mai, non immaginavate mai di avere un potente strumento per potervi liberare degli operai nelle fabbriche, per cui smettetela di piagnucolare, oggi lo strumento noi ve lo diamo, prendetevelo e non fate la manfrina, prendetevelo tutto. Ed è per questo che noi diciamo che qui non è il problema di spostare una virgola. La questione è che se tu mi licenzi contro la legge e quel provvedimento non è legittimo, tu mi devi ridare il mio posto di lavoro, perché lì c'è la mia vita, c'è la mia famiglia, ci sono i miei figli. Questa è la questione, non si tratta di spostare virgole. I lavoratori sono soggetti che hanno una propria dignità e vanno rispettati. Ecco l'altro grande insegnamento che oggi noi diamo qua. Noi vogliamo essere rispettati, noi creiamo gli operai, i lavoratori, c'è anche qualche impiegato qui con noi, non dimentichiamolo. Noi creiamo la ricchezza nel paese ed è per questo che noi non chiediamo. Noi oggi qua diciamo che gli operai, i lavoratori pretendono rispetto, pretendono il riconoscimento della propria dignità. E poi una parola la voglio dire anche, che a volte ci dimentichiamo anche noi. Qui con noi oggi, intanto lo voglio dire, abbiamo cittadini italiani e abbiamo emigrati, cittadini stranieri, io non lo so. Per me siamo tutte persone, non dimentichiamolo mai, uomini, donne, italiani, marocchini, algerini, siamo tutti lavoratori che condividono le stesse condizioni di lavoro, non dimentichiamocela. E poi oggi nelle nostre fabbriche abbiamo anche tanti giovani precari, e anche molto spesso abbiamo quarantenni e cinquantenni ormai precari. Non